Buonasera e benvenuti al circolo sportivo Stella Azzurra, dove stiamo per assistere all'incontro valido per la 10ª giornata di Lega Calcio 8 Serie A2. Protagoniste il Franco Picchiapò in maglia rossa e il Magnitudo in maglia bianca. Ricordiamo momentaneamente la situazione di classifica delle due sfidanti. Il Magnitudo è sesto a quota 10 punti, mentre il Franco Picchiapò è quarto a quota 13 punti. Quindi con una vittoria il Magnitudo potrebbe agganciare il Franco Picchiapò. Danno alla battuta il Magnitudo con il numero 44 Liga, che tenta di sorprendere il portiere ma trova solo il laterale. Ora il numero 6 Ligori cerca il lancio lungo. Primo fallo fischiato della gara al primo minuto di gioco ai danni del Magnitudo. Ora Ligori per Narini, che porta palla, cerca un possibile sbocco. La palla torna al portiere Pagano. Musu cerca Fratini, che tenta il tiro, ma la palla si perde di tanto al lato, ma ottiene comunque un fallo laterale che verrà battuto ora dal numero 4 Ienna. Ora Sellitto, scusate. Ora la palla viene messa in mezzo dal numero 9 della Magnitudo, Pelusi. Gestisce il pallone il numero 15. Cercano il lancio lungo verso Pelusi. Trovano il numero 87 Sellitto, che tenta la battuta a rete. Non c'è nessun pericolo per la porta difesa da Soncini. Ora cerca il lancio, non trova nessuno, due lisci. Stava Temperini, che si è trovato da solo contro Pagano, ma era a gioco fermo per il fallo subito dalla Franco Picchiapò. Tutto pronto per la battuta del fallo. Siamo poco dopo la metà del centrocampo, zona offensiva. Sulla battuta cerca la battuta a rete il numero 7 Fratini. Andrà a battere Pinelli. Ora Peluso cerca di gestire il pallone, poi lo allarga verso il numero 3 Rossini.
che torna indietro. Ora Peluso cercato in area di rigore, chiama il pallone Soncini. La palla per Liga, che cerca la sponda di testa per Temperini, tenta la battuta a rete ma trova la rete alta. Ora Ligori fanno giro palla difensivi, quelli delle Magnitudo, parziale sullo 0-0 al quinto minuto del primo tempo. Viene chiamata la palla da Peluso, che tenta lo stop e la girata. È bravo Soncini a chiamare il pallone e a liberare l'aria. Cercano Musu, che trova la rimessa laterale. Ora Ienna cerca nuovamente Musu, la palla scorre, il portiere la chiama ma non viene capito dal compagno di reparto. Con una battuta a rete, ora con il numero 7 che tenta il tiro e trova il palo. Fratini, ottimo tiro di Fratini di sinistro, trova però solo il palo a Pagano battuto. Ligori per Peluso, tenta il numero di tacco ma non trova il pallone. Ora la Franco Picchiapò a gestire il pallone con Pinelli. Ora Norini, Narini cerca un compagno, nuovamente Narini cerca il lancio ma viene intercettato da Fratini. Sempre Narini ad impostare, si fanno vedere ma nuovamente viene intercettato il passaggio da Fratini. In difficoltà Narini, cercava Sellitto. Ora Ienna che cerca sempre Musu ma viene sovrastato da Pinelli. C'è da Rossini, scusate. Ora è bravo a liberare l'area il numero 5 Musu, cerca il cambio di gioco ma non trova nessun compagno. Ora Narini cerca Rossini, Fratini viene rimontato fallosamente da Rossini, secondo direttore di gara. Sulla battuta della punizione vediamo Pinelli con Morganti che si va a piazzare in area di rigore insieme a Musu. Cercano proprio Musu ma trovano solo Ligori. Ora Soncini che va a gestire la palla con le mani. Musu si libera fallosamente di Narini. Siamo arrivati all'8° minuto del primo tempo. Finora poche emozioni in questa partita, con nessuna occasione da gol limpida. Ora Peluso prova a gestire il pallone ma è attento Mosca e non concede neanche il calcio d'angolo. Musu cerca il pallone, la palla viene trovata da Fratini che scambia, Fratini tenta nuovamente il gol e trova nuovamente il palo.
sicuramente il più attivo della Franco Picchiapò. Abbiamo trovato 2 pali nell'arco di questi 10 minuti iniziali. Ora viene recuperato palla da Morganti. Palla messa in mezzo che con un cross che si trasforma in un tiro. Non pericoloso per Pagano, che riparte da Ligori. Si fa vedere Sellitto, ma la palla finisce nuovamente a Ligori, che tenta il lancio lungo. La palla viene recuperata da Magnitudo. Adesso Narini allarga, ma non trovano Peluso. Fratini riparte velocemente con Musu che si fa vedere sulla sinistra. Fratini cerca il destro. La palla viene gestita bene da Pagani. Cercano il cross in mezzo da calcio d'angolo, la palla si perde di tanto al lato. Ora Ligori sulla battuta, trova Rossini. Ora Narini cerca di inventarsi qualcosa, la passa Sellitto, poi Napoletano, viene chiamata palla da Rossini, ora viene servito, stoppa bene il pallone, vede Peluso al centro dell'area di rigore, non riesce però a servirlo. Ora Peluso gestisce il pallone che però viene messo in calcio d'angolo dal numero 5 Mosca. Sulla battuta va Rossini, nessun giocatore della Magnitudo dentro l'area di rigore. Ora Sellitto fa un movimento, ci va Napoletano, la palla finisce a Peluso che cerca il tiro, in qualche modo la palla finisce nuovamente a Sellitto che non trova la rete, trova l'ottima risposta da parte di Soncini. L'occasione più limpida per la Magnitudo questo inizio gara. Ora Soncini è dolorante. Ancora dolorante il portiere della Franco Picchiapò, che si è immolato per difendere il punteggio. Il gioco tarda a riniziare. Dopo un lungo stop vediamo il portiere Soncini della Franco Picchiapò ancora dolorante, vedremo se sarà costretto a uscire. Pare proprio di sì, forse una lussazione di una spalla, sembra non riuscire a muoverla. Vedremo come si schiereranno i giocatori della Franco Picchiapò, chi si schiererà in porta. Ricordiamo, il gioco si è interrotto all'incirca al 13° minuto del primo tempo sul parziale di 0-0. Finora le maggiori occasioni sono state per la Franco Picchiapò con il doppio palo colpito da Fratini. Ora l'allenatore dà le disposizioni alla propria squadra. In porta sembra mettercisi Temperini, se non sbagliamo, ed entra Felicetti nel ruolo di Temperini.
sembra proprio così. Vedremo come se la caverà il portiere improvvisato della Franco Picchiapò, che deve subito vedersela con un calcio d'angolo. Tutto pronto per l'inizio della gara dopo lo stop. Sulla battuta Liga, in mezzo ci stanno Sellitto, Napoletano, Peluso e Ligori stanno appena fuori dall'area, con Narini e Rossini che aspettano in difesa. Tanto danno i guanti a Temperini. Ricordiamo, è stato costretto a uscire il portiere della Franco Picchiapò a seguito di un intervento. Tutto pronto con Liga che la mette in mezzo, la palla scorre e non ci riesce ad arrivare Ligori. Ora la palla è incisa da Musu, che evita l'intervento di Rossini e ottiene una rimessa laterale. Ora Ienna, la palla però viene recuperata nuovamente dal Magnitudo, poi a gestirla nuovamente quelli della Franco Picchiapò, una fase un po' concitata della partita. Ora Napoletano, Ligori, Narini ad impostare, non trova nessun movimento da servire, costretto a tornare addirittura da Pagano. La fase un po' spenta della partita, con Liga, ora cerca il lancio lungo Narini, Fratini è bravo a liberarsi di Sellitto, poi Musu vince un rimpallo con Rossini, poi la scarica su Pinelli. Ora Fratini tenta nuovamente il tiro, la palla finisce per Felicetti che alla prima pallone toccato sfiora quasi il gol. La palla ora per Pinelli che finta il cross, poi lo effettua, la palla per Fratini che non riesce a... anzi, scusate, Morganti. Ora Liga, Sellitto riesce, anzi no, riesce a mantenere il possesso del pallone. Pinelli per Felicetti, nuovamente Pinelli, Musu tenta il colpo di tacco a servire Fratini, ma Fratini era troppo arretrato per poter usufruire della giocata del compagno. Napoletano ad impostare, scende come di consueto Narini, ma nonostante il numero 10 scenda ad impostare non trovano alcuna trama convincente. Una partita molto lenta finora, con Liga sulla destra. La palla per Peluso che stoppa il pallone, la riconsegna a Liga, nuovamente per Peluso contro la difesa avversario, cerca il filtrante per Liga che accorreva sulla fascia destra, che recupera il pallone, poi Liga, ma Morganti è bravo a recuperare il possesso. Ora Ligori che è anche sfortunato perché non ottiene la rimessa laterale. Ora Ienna sulla battuta, ricordiamo finora 2 pali presi da Fratini e la Franco Picchiapò sfortunata perché ha dovuto sostituire il portiere che si è infortunato a seguito di un contrasto di gioco. Al suo posto Temperini in porta. La palla per Peluso che cerca la sponda di testa per l'accorrente Rossini. Ora Fratini contro Napoletano che in scivolata è bravo a liberare la zona difensiva. Cercano Musu, quelli della Franco Picchiapò, ma Sellitto rinviene in fase difensiva e si libera
bene degli avversari, poi fornisce un pallone scomodo che però Pagano gestisce bene. Liga per Peluso, che cerca di metterla in mezzo dove non vi è nessuno. Pelusi, scusate. Ienna per Fratini, che non riesce a stoppare il pallone ma ottiene comunque una rimessa laterale a proprio favore, che verrà nuovamente battuta da Ienna. Per Musu, cercano sempre Musu da rimessa laterale. Subisce fallo Musu, vedremo se da questa punizione succederà qualcosa di significativo. Sulla battuta Pinelli, in area di rigore il solito Musu, Morganti e Felicetti. Attenzione però anche a Fratini, che sembra intenzionato a chiamare il pallone, vedremo se verrà servito. Pinelli parte, Pinelli tenta la battuta a rete, però viene murato dalla barriera, la palla si perde poi sul fondo, verrà rimessa in campo da Pagano. Napoletano, Ligori, cerca il lancio lungo per Peluso, Pelusi. Ora Musu contro Ligori, alla meglio il numero 6 in maglia bianca. Nuovamente Ligori a impostare con Napoletano, questa volta non scende Narini. Ligori apre per Liga, che stoppa in qualche modo il pallone, però mantiene in possesso, poi si libera di Felicetti, in qualche modo passa, ma poi la difesa della Franco Picchiapò riviene sul pallone grazie a Pinelli. Musu per Fratini, che riesce a tenere il possesso del pallone, lo mette in mezzo dove accorre Felicetti, che con un destro cerca la ribattuta in rete, ma è bravo Napoletano a murare il tiro. Buona occasione nuovamente per la Franco Picchiapò, che sicuramente è la più attiva fra le due squadre in campo. Ora Musu si deve liberare di Rossini, la mette in mezzo dove è bravo il portiere Pagano ad uscire basso, a non commettere fallo e a liberare l'area. Poi tenta una sorta di tiro il numero 5 Musu, no, il numero 5 Mosca. Napoletano, gira per Ligori, lancio lungo per Liga, che stoppa bene, poi la scarica per Rossini, che chiama il fallo, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Musu contro Narini, Narini questa volta commette fallo ai danni di Musu. Mosca sul pallone, Mosca la mette in mezzo, viene deviato da Rossini, calcio d'angolo a favore della Franco Picchiapò. Felicetti sulla battuta, in area Musu, Morganti e anche Ienna. La palla per Ienna, che non trova il pallone, Musu neanche, riparte Liga per il numero 9 Pelusi, poi viene stoppata l'azione da Ienna, che accorreva dopo il calcio d'angolo. Ora Narini ad impostare, larga per Napoletano, abbiamo visto questa azione decine di volte in questo primo tempo, con la magnitudo che non trova sbocchi. Cercano ogni tanto il lancio lungo come questa volta per Pelusi, che tenta addirittura la battuta a rete con la corrente Sellitto, ma è bravo a capire tutto il portiere improvvisato Temperini.
Ora la palla per Morganti, in qualche modo riesce a passare a Felicetti, poi Fratini di destro, Fratini senza dubbio il più attivo della Franco Piccapò, che ha trovato il doppio legno di sinistro e un bel tiro di destro. Questa volta non è altrettanto pericoloso. Temperini al lancio lungo, a cercare Musu, ma è bravo Ligori ad anticiparlo. Poi Narini allarga per Rossini, cerca il filtrante lungo per Pelusi, ma è attento Ienna. Poi Pelusi si lamenta del passaggio con Rossini. Narini, il capitano, con Ligori che sbaglia completamente il passaggio. Ienna per Morganti, il capitano della Franco Picchiapò, che cerca poi un cross in mezzo per Felicetti, che non ci crede e non segue l'azione. Bravo Fratini a intercettare il passaggio, però non altrettanto bravo a mantenere il possesso. Napoletano cerca Selitto, Fratini bravo a nascondere il passaggio per Felicetti, che poi cerca una sorta di tiro cross, non arriva però Musu. Narini, scende Pelusi, non viene servito, Narini si gira, alza la testa, poi scarica nuovamente per Napoletano. Selitto, ora Narini che subisce il fallo da Ienna, ottiene una buona posizione, vedremo se riusciranno a combinare qualcosa. Sulla battuta Liga sembra anche Rossini, vedremo cosa combineranno. Ricordiamo, ci troviamo allo scadere della prima metà di gara. Pelusi, Liga e Rossini sulla battuta, vedremo chi andrà. Rossini si defila, va Liga, tenta il tiro che viene deviato da Ienna in calcio d'angolo. Rossini alla battuta del calcio d'angolo, sul quale potrebbe chiudersi il primo tempo. La palla in mezzo, dove Sellitto non riesce a trovare la deviazione a rete. La palla comunque è sempre per la magnitudo. Liga per Sellitto, che stoppa di destro. Sellitto cerca di girarsi, lo fa in qualche modo, poi tenta addirittura il sinistro. Temperini è costretto ad intervenire e a concedere nuovamente il calcio d'angolo. Liga si libera di Pinelli. E ottiene nuovamente un calcio d'angolo. Sempre Liga la mette bassa, dove Fratini rischia quasi l'autogol, sul quale si chiude questo primo tempo sul punteggio parziale di 0-0. Poche emozioni. Sta per avere inizio la seconda metà di gara sulla battuta la Franco Picchiapò, con Morganti o Fratini che tenteranno il tiro molto probabilmente. Invece no, va Pinelli che cerca di sorprendere Pagano, che però è attento a non concedere la rete del vantaggio. Ricordiamo parziale sullo 0-0 in questo primo tempo, che ricorderemo soprattutto per l'infortunio del portiere Soncini, che è stato sostituito da Temperini in porta. Ora Napoletano vede il passaggio per Pelusi, che in qualche modo ottiene il pallone e poi segna il gol del vantaggio. Qui si è visto la mancanza del portiere titolare. 1-0 per la magnitudo. Ora Fratini
che cerca subito di rimediare allo svantaggio appena subito. Ricordiamo il gol di Pelusi che sblocca la gara 1-0 al primo minuto del secondo tempo. Ora Musu contro Rossini, non subisce fallo Musu. Ora Sellitto ad impostare per Ligori che cerca ancora Pelusi, autore del gol del vantaggio. Poi Felicetti all'indietro per Pinelli che allarga per Ienna che cerca Felicetti ma trova Fratini che in qualche modo riesce a passarla all'indietro per Morganti. La partita sembra essere ora più vivace, nel primo tempo i ritmi erano un po' blandi. Pelusi per Sellitto, stoppa il pallone, poi tenta la girata a rete dove Temperini non deve intervenire. Ricordiamo Temperini è un portiere improvvisato, è l'ala sinistra di questa squadra. Ora cerca il lancio lungo per Musu che di testa trova la sponda per Fratini, ma è bravo Ligori a saltare sopra di lui, forse lo smanaccia anche, secondo l'arbitro non era intenzionale, ma Ligori comunque mette la palla in rimessa laterale. Ora l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni di Fratini. Ramuso restituisce il pallone a Pagano. Napoletano richiama il pallone Sellitto. Questa seconda metà di gara è lui a scendere e ad impostare, non è più Narini che si trova in zona più avanzata. Ora Pelusi è bravo ad ottenere la rimessa laterale in zona offensiva, lascia la battuta però a Rossini. Pelusi chiama il pallone, vuole fare la sponda, ma è bravo Mosca a liberare l'area. Ora Morganti il capitano, ma è bravissimo Liga a rinvenire. Ora Sellitto allarga per Rossini che ha spazio, ma Fratini accorre. Rossini si libera bene di Fratini, ma poi si lascia scappare via il pallone che verrà rimesso in campo da Ienna proprio per Fratini che di testa cerca la sponda per Musu, ma trova Sellitto che è molto più arretrato in questa seconda metà di gara. Napoletano per Ligori, Pagano, giro palla difensivo, non c'è il pressing della Franco Picchiapò in questa frazione di gara. Ora Ligori cambia e cerca il lancio lungo a cercare Pelusi, una via di mezzo fra Liga e Pelusi, la palla si perde al lato. Ora è bravo Liga a sporcare il pallone che viene poi recuperato da Napolitano, cerca di spazzare. In questo momento la magnitudo sembra in controllo della gara, ma adesso Musu prova a invertire la rotta. È bravo Sellitto nuovamente in un'azione difensiva. Al secondo tempo è molto attivo Sellitto. Ricordiamo che la partita si è sbloccata al primo minuto di questa ripresa grazie al gol di Pelusi. Ora è bravissimo Sellitto a recuperare il pallone, anche un po' fortunato perché gli rimpalla sulla schiena, poi se lo ritrova sui piedi. Ora Sellitto tenta addirittura il destro e firma il gol del 2-0. Sellitto, il migliore in campo in questo secondo tempo. Time out chiamato dalla Franco Picchiapò. Inizia ora l'incontro con la Franco Picchiapò alla battuta dopo il gol subito e il time out chiamato. Vediamo Fratini che tenterà il destro direttamente verso la porta ripresa da Pagano che è molto attento. Nel frattempo è uscito Rossini. Narini si libera bene il 9 entrato
e cerca l'1-2 poi con Pelusi, è attento questa volta Temperini, è entrato il numero 7 Corsi, si occupa anche della battuta la quale cerca Sellitto, tenta la battuta a rete ma viene murato, nuovamente calcio d'angolo per la Magnitudo, si trova ora sopra di 2-0, 2 reti firmate da Pelusi e Sellitto. Nuovamente Corsi in mezzo, dove Ligori cerca il gol del 3-0, trova la palla ma non la porta. Morganti cerca il lancio lungo verso Fratini con la sponda per Felicetti, è bravo a recuperare il pallone Narini, poi Sellitto nuovamente per Narini, i due giocano bene in questa seconda metà di gara, nuovamente Felicetti, Sellitto a sporcare il pallone, vedremo a chi concederà la rimessa laterale, alla Magnitudo, brava l'interdizione Sellitto e anche in fase realizzativa a Narini, scarica per Liga ed esterno trova nuovamente Narini, gestiscono bene il pallone i bianchi in questo secondo tempo, ora Corsi il nuovo entrato per Pelusi, Pelusi che gestisce il pallone, cerca lo sbocco, poi perde palla, Ienna cerca Musu, trova Morganti, poi Felicetti cerca la sponda verso Fratini, napoletano sul pallone, con questo punteggio la Magnitudo raggiungerebbe la Franco Picchiapò a 13 punti in classifica. Franco Picchiapò però, ricordiamo, è penalizzata in questa gara dall'infortunio del portiere, non avendo un portiere di scorta è stato costretto Temperini a mettersi in porta. Nel frattempo fallo a favore della Franco Picchiapò, vedremo se troveranno una scossa, quantomeno riaprire la gara. In questo momento sembra chiusa. Ora Mosca, una battuta lunga verso Felicetti che cerca la sponda per Morganti, ma è bravo Narini a sporcare il pallone. Ora duello fra capitani, 8 contro 10, alla meglio l'8. Ienna direttamente in area di rigore con la rimessa laterale, ma sono attenti quelli della Magnitudo. Ora il cambio di gioco di Sellitto a cercare Liga, la palla è alta, Liga in qualche modo trova il pallone ma era già uscito, Pinelli andrà a battere, Pinelli a cercare Fratini, attento Ligori, poi Ienna cerca il filtrante lungo, viene stoppato nuovamente da Sellitto. Ora Pelusi si lamenta dell'intervento dell'avversario. Pronti a un cambio quelli della Franco Picchiapò. Ligori sbaglia tutto, concede la palla a Fratini che la scambia con Felicetti. Felicetti sulla sinistra tenta una sorta di tiro cross d'esterno che però si perde alto e non impensierisce la porta difesa da Pagano. Sbagliato tutto Ligori con questo cambio di gioco troppo lento e troppo corto soprattutto. Ci vuole un attimo a riprendere la partita. Vediamo adesso sul 2-0. Ora Pelusi becca la sponda per Narini, bravissimo Morganti a recuperare il pallone. Ora Pagano spazza via. Temperini verso Rossini. Pagano liscia la palla, poi in un secondo tempo la recupera. Ora Corsi sulla sinistra contro Musu. Corsi si libera di Musu, palla larga ma Felicetti capisce tutto, intercetta il pallone, riparte subito
a Franco Picapoco, Fratini che cerca il tiro molto pericoloso, che si perde però sul fondo, ma ottiene un calcio d'angolo. Nel frattempo sta per entrare il numero 10 Mosca. Felicetti la mette in mezzo, non arriva nessuno. Ora Fratini cerca di mantenere la pressione sulla difesa avversaria. Fratini contro Sellitti, Fratini cerca il sinistro, la palla si perde al lato di poco. Fratini, il più pericoloso della Franco Picchiapò. Napoletano Pagano lancia lungo a cercare Pelusi. Pelusi che mette pressione su Pinelli, poi si lamenta di un intervento non ravvisato dall'arbitro. Pinelli può impostare, passa per Fratini, cerca la sponda per Musu ma era troppo in avanti. Sellitto contro Morganti, Sellitto se ne va, Sellitto vede l'incursione di Narini che con un esterno cerca di servire nuovamente Sellitto, viene ammonito Morganti per l'intervento sul capitano. Sì, no, forse ammonito Mosca. Sulla battuta Liga e Pelusi. Parte Liga, tenta addirittura la battuta a rete. Temperini, cerca il lancio lungo. Fratini la può mettere in mezzo. Fratini, nel frattempo è entrato Mosca con il numero 10. Ienna proprio per Mosca che non trova però il pallone. Mosca entra al posto di Felicetti. Sellitto costretto a spazzare via il pallone. Ci troviamo al 13° del secondo tempo, conteggio sul 2-0 per la Magnitudo. Il lancio lungo di Mosca a cercare l'altro Mosca. Ora Sellitto, percorsi, Narini, filtrante percorsi, in scivolata Musu è attento ma concede rimessa laterale. Corsi per Pelusi che non trova l'aggancio. Morganti per Fratini con Musu che si stava allargando. Fratini preferisce andare alla conclusione personale che si perde però alta e non è pericolosa. Time out chiamato dalla Magnitudo. Dopo il time out chiamato dalla Magnitudo vediamo ora riniziare la gara. Liga chiama il movimento dei compagni, trova Narini, poi Sellitto che è messo giù fallosamente. Liga cerca il lancio lungo che poi si trasforma in un tiro pericoloso, trova il calcio d'angolo. Nel frattempo è entrato Maffia con il numero 88 al posto di Ligori, anzi no, Ligori è ancora in campo. La palla passa ma nessuno riesce ad intervenire. Al posto di Napolitano è entrato Maffia. Ora la palla per Pelusi, cerca il cross dove Sellitto arriva ma non riesce a ribadire a rete. Ottiene però un altro calcio d'angolo, il secondo di fila. Pelusi percorsi che la mette in mezzo nuovamente dove cerca di arrivare Ligori.
Ora Mosca gestisce il pallone lui, della sovrapposizione di Pinelli, serve Musu. Musu che ottiene il fallo al limite dell'area di rigore, si fa più lontano. Sulla battuta Fratini e Mosca. Pinelli un po' arretrato, vediamo cosa si inventano quelli della Franco Picchiapò. Forse un'assistenza di Fratini, di Mosca per Fratini. Pinelli va verso l'area di rigore, tutto pronto. Mosca di sinistro o Fratini di destro. Parte Fratini che tenta la battuta a rete e trova anche il gol del 2-1. Non perfetto certo Pagano. 2-1 al 17° minuto del secondo tempo. Pelusi e Liga sulla battuta. Va Liga che tenta il rasoterra ma non impensierisce Temperini. Un altro fallo fischiato a favore della Franco Picchiapò. Ricordiamo che ha accorciato un minuto fa con Fratini. Vedremo se tenterà nuovamente la battuta a rete, vedremo se sarà nuovamente altrettanto fortunato. Nel gol del momentaneo 2-1 Pagano non è stato perfetto. Nuovamente Mosca e Fratini sulla battuta, vedremo che andrà. Tutto pronto. Parte Mosca questa volta. Mosca che tenta nuovamente la battuta a rete. Questa volta è bravo Pagano. Non è tanto bravo Morganti a ribadire a rete. Molto pericolosa la Franco Picchiapò sui calci di punizione. Parziale sul 2-1 quando siamo al 18° minuto del secondo tempo. Con Liga che cerca il passaggio lungo a trovare Pelusi, ma è molto bravo Mosca a spazzare e a subire anche il fallo. In questo momento la partita sembra essersi riaperta, cosa che sembrava un po' improbabile qualche minuto fa. Ora Mosca a cercare Musu che non è perfetto nello stop. Sellitto non si fa superare, Sellitto di corpo mantiene il possesso della palla, la scarica poi per Liga, per rigori adesso pressa a tutto campo la Franco Picchiapò, poi in difficoltà la Magnitudo. Vedremo cosa si inventa Pelusi, richiama il pallone e si inventa un gran gol. Pelusi a giro sul secondo palo, non può niente Temperini. 2-1 al 19°, 3-1 al 19° minuto del secondo tempo. La partita sembrava essersi riaperta, ma forse Pelusi l'ha nuovamente chiusa. Ora Mosca va alla battuta, Pagano è attento. Gran gol di Pelusi per la Magnitudo. Fallo subito da Liga. Vediamo punteggio sul 3-1 quando mancano sotto giù 5 minuti di gara. Liga cerca il lancio per Narini, poi subisce il fallo Sellitto. Stavolta la punizione essere favorevole alla Magnitudo. Ricordiamo che la Franco Picchiapò non ha un portiere di ruolo in campo. Sulla battuta Ligori. Ligori contro Temperini. Vedremo se entrerà uno stop. Parte Ligori con il sinistro che si perde di poco al lato. Ottimo tiro da parte di Ligori che però non impensierisce Temperini. Ora con lancio lungo
cercare Musu, ma è bravo ancora Ligori a prendere posizione. Poi Narini contro Morganti, ma Ligori spazza, prende posizione molto bene Pelusi contro Mosca, poi se ne va addirittura in velocità. Pelusi la mette in mezzo, Morganti è costretto a mettere in rimessa laterale. La palla per Maffia. Maffia la mette in mezzo per Pelusi, attento Mosca. Fratini contro Narini, perde il possesso del pallone, nuovamente Maffia da rimessa laterale a cercare Pelusi che stavolta sbaglia lo stop. Morganti recupera il pallone, poi allarga per Mosca, la sovrapposizione di Pinelli. Mosca tenta addirittura il tiro, non è perfetto, Pagani nuovamente, poi però il capitano Morganti non trova la rete. Pagano per Liga perde il pallone, lo recupera Mosca. Mosca la mette in mezzo dove non arriva però Fratini, anzi Musu. Potevano riaprirla nuovamente quelli della Franco Picchiapò. Finendo così la Magnitudo riuscirebbe ad agganciare in classifica proprio la Franco Picchiapò. Nel frattempo un altro cambio, esce Liga che appariva molto stanco, entra Napoletano nuovamente. Proprio Napoletano a gestire il possesso. Che lancio lungo per Corsi che con un velo serve Pelusi. Pelusi allarga per Maffia che la mette in mezzo, temperini di piede. Nuovamente Pelusi con gioco di gambe si libera di Ianna, poi è bravo Temperini a disinnescare il tiro di Sellitto. Temperini, ottima parata. Pelusi, ora Fratini riparte, Fratini contro Napoletano, Fratini si ferma, aspetta la sovrapposizione di qualche compagno, poi decide di andare nuovamente da solo. Fratini cerca Morgante, trova la rimessa laterale, ora è bravo nuovamente Ligori in fase difensiva. Mosca per Morganti, Musu cerca di cambiare il gioco ma Narini è attento, poi serve Pelusi, vedremo cosa si inventa. Pelusi contro Mosca, Pelusi cerca la girata, non trova né la porta né un compagno. Musu stoppa il pallone bene, si gira contro Maffia, ma c'è anche Sellitto che torna sul pallone. Ottimo secondo tempo da parte di Sellitto che poi apre addirittura per Pelusi serve Corsi, ma è ottima la parata nuovamente del portiere Temperini. Nuovamente Corsi tenta il tiro a giro di sinistro con il capitano Narini che gli chiamava il pallone. È stato pensato più a se stesso. Ligori spazza nuovamente dove Mosca di testa la passa a fratello. Per Napoletano per Narini contro Mosca, subisce il fallo. Napoletano per Pagano. Ora fine la partita sul punteggio di 3-1 per la Magnitudo, grazie alle reti di Pelusi non mi ricordo, non c'avevo sotto.